Si chiama Realtà Veneto, progetto di autonomia per il Veneto lanciato questa mattina a Silea dalla parlamentare trevigiana Simonetta Rubinato, il cui obiettivo è quello di avviare una civica associazione libera e aperta a chiunque voglia farne parte. La chiave è la responsabilità, è questa sfida. Quindi prima il Veneto, nel senso che qui siamo in Veneto, ma l'autonomia, e ci tengo a dirlo, è una possibilità per tutti, e se tutte le famiglie regionali italiane accogliessero questa sfida di buon governo, di autonomia responsabile, io credo che ci sarebbero più possibilità per tutti e non meno. All'incontro pubblico di stamane, organizzato con esperti dell'argomento, presentati i risultati del sondaggio realizzato dall'Istituto Queris per capire quanto i veneti siano a conoscenza della differenza tra indipendenza e autonomia. Risulta che i veneti pensano invece di sapere bene la differenza e assolutamente di stare dalla parte dell'autonomia. E per sapere soprattutto quali siano gli ambiti per i quali i veneti vorrebbero maggiore autonomia. Dalla valorizzazione dei beni culturali, architettonici, alla tutela dell'ambiente, a tutta quella che è l'istruzione, che in Veneto va dalla scuola materna dell'infanzia alle scuole professionali, quindi tutto il grande tema del collegamento tra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola. Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi su cui il Veneto può portare a casa competenze, strumenti di governo più adeguati al Veneto e anche le correlative risorse. Il dibattito odierno finalizzato al prossimo referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Regionalismo a geometria variabile è la risposta per tenere insieme un paese che già oggi è troppo diviso, che già oggi vede regioni assolutamente incomparabili come la Lombardia, 10 milioni di abitanti, il Molise, 350 abitanti. Non si possono avere dei vestiti istituzionali uguali, la stessa taglia di governo per realtà così diverse. L'autonomia non si toglie agli altri, si conquista per sé.